Le previsioni sono per forza ottime, diciamo, perché abbiamo avuto un inverno che è partito a fine novembre, quindi i magazzini sono pieni, i negozi sono belli assortiti e quindi abbiamo un po' un ottimismo corretto. Conto alla rovescia per i saldi che partiranno in Veneto, come in tutto il resto d'Italia, fatta eccezione la Valle d'Aosta domani. Ottimisti i commercianti che prevedono un aumento degli incassi del 7% rispetto al 2023. Abbiamo calcolato un po' di più della media nazionale, quindi a Padova e in provincia e nel Veneto 145 euro pro capite di spesa sui saldi, quindi è un dato che dà un più 7% rispetto al 2023 saldi e quindi ottimo. Per i saldi ogni famiglia padovana, 260.000 quelle interessate, spenderà circa 310 euro. Un affare l'acquisto in sconto, ma occhio alle regole. Sul cartellino devono esserci tre componenti, che è il prezzo di cartellino d'origine, la percentuale di sconto e il prezzo di realizzo, quindi il prezzo finale. Poi il problema dei cambi, che è sempre questo, ma si può cambiare o non si può cambiare? Allora, il cambio è autorizzato, nel senso è la legge del consumo parla chiaro e dice che il cambio viene autorizzato se il capo è difettoso. Il cambio taglia o il cambio merce è solo una cortesia del commerciante, che poi ormai è bypassato perché tutti i commercianti cambiano la merce, però da normativa, codice del consumo, il cambio sarebbe ammesso esclusivamente per la merce difettosa. Una data che i commercianti vorrebbero posticipare, questa dell'avvio dei saldi. Noi siamo stati la regione come Veneto perché è una normativa regionale che è stata una delle pochissime regioni in cui ha chiesto il posticipo e l'assessore Marcato l'avrebbe anche consentito. Il problema è che il resto delle regioni puntava per il 5, quindi non ci siamo allineati per avere una data unica nazionale. Ormai le stagioni sono spostate, quindi era giusto anche spostare la data dei saldi e chiamarli ancora saldi di fine stagione perché è finito di stagione, ma ultimamente li chiamiamo saldi di inizio stagione perché il freddo sta arrivando in questi giorni.